terzo posto in classifica ma ad un solo punto dalla coppia di testa. L'Itas, formazione di punta della pallavolo Giorgione, vola in alto al termine del girone d'andata della Serie C maschile. L'obiettivo sicuramente nel girone di andata dichiarato dalla società era quello di non metterci pressione e di dire bene, arriviamo più avanti possibile e poi ci riuniamo in un tavolino e decidiamo a cosa possiamo realmente ambire, perché poi ogni anno in Serie C le squadre cambiano sempre qualcosa ed è difficile far sempre dei pronostici, bisogna sempre aspettare il girone d'andata e poi capire quali sono le posizioni reali. I giocatori sono motivati e sono consapevoli di quanto la società tenga alla promozione in Serie B2. Credo tantissimo. Il merito della società è quello comunque di non far pesare la cosa, non ci sono pressioni, possiamo giocare, allenarci serenamente. So comunque che il presidente ci tiene tantissimo, anche perché ci sono tutta una serie di sponsor che spingono molto proprio perché il Giorgione riesca ad approdare in B2. Speriamo sia l'anno giusto. Sentiamo il presidente Angelo De Marchi cosa dichiara in merito alla sperata promozione nella categoria nazionale. Sono anni che proviamo, siamo arrivati qualche anno fa, poi siamo ritornati indietro. Non è detto che ci arriviamo quest'anno, ma speriamo bene. Non sarà cosa facile perché le avversarie sono agguerrite, tra le altre spicca soprattutto la coppia di testa. Penso quelle che ci hanno messo sotto nel girone d'andata, quindi Belluno e il Cibunigas, squadra di Padova. Penso che con il paese sono le squadre più ben allestite. Un'ulteriore difficoltà in casa Itas è data dall'infortunio occorso all'opposto titolare Giordano Lamon, una mancanza con cui ci si è dovuti confrontare fin dall'inizio della stagione. Riusciamo a mascherarla bene, purtroppo non ce l'abbiamo mai avuto, quindi si fa fatica anche a pesare la squadra con Giordano in campo che purtroppo non abbiamo appunto mai avuto. Io lo conosco da anni, so che è un giocatore molto forte, adesso si sta riprendendo, speriamo per la seconda metà del girone di ritorno di poterlo avere a pieno regime. Infortuni a parte, la squadra quest'anno è stata costruita con qualche importante rinforzo e con qualche storico rientro. Nel mio cuore comunque sono le sorti di questa società e visto il gruppo che è abbastanza competitivo, mi sarebbe piaciuto lottare per ritornare a fare la Serie B2 con questa società, ecco. Poi se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo pazienza, ci sono delle squadre molto attrezzate alla nostra portata e sarà insomma una lotta da qui fino a maggio. Un gruppo, quello dell'Itas Giorgione, che soddisfa pienamente anche il tecnico Antonio Ferrato, confermato al termine della scorsa stagione. Del gruppo sono contentissimo, dal punto di vista umano e morale del gruppo sono proprio contento. Ogni tanto abbiamo degli alti e bassi, però sono fiducioso che di riuscire a limare anche questi alti e bassi in modo che nel girone di ritorno di non fare in modo che non si vedano più, insomma. In tribuna, a fianco dei tanti ragazzini del settore giovanile, anche ospiti d'eccezione. L'Ital Project, sponsor di denominazione della Serie C femminile, è una presenza entusiasta anche durante le partite della maschile. Credo abbiano le carte in regola per davvero fare un salto di qualità.